bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo su MotoGP Catalogna, gara favorevole, sesto posto. Mi sono inculato la pole per colpa forse del rettilineo che perdo tanto là. Nuovo sponsor, Oakley, per tanti soldini. E adesso andiamo a spaccare qui. Guarda, ecco, guarda già in partenza quanto ho perso. Ho già perso tre posizioni praticamente. Andare pianino. Però questa è la mia gara, non esiste che nella mia gara fanno i grandi, fanno i gradassi altri piloti. Qua regna il cometa. Solo che ciò è molto più difficile. Già rispetto alla Moto3 c'è tanta differenza. Penso in MotoGP finirò 3 gare su 20. Morbidelli mi sorpassa molto. Poi Gattosino e Folger che si stanno dando battaglia. Sono tutti là però, dai. Con un po' di pazienza li possiamo recuperare questi stronzoni. E dopo in rettilineo è il problema. E Veneziano supera anche Gattosino. Adesso c'è arrabbiato. Buono come, molto bene, molto. Siamo già in zona podio. Adesso però c'è Zircone e Levis, perché è il nostro Levis, altro che Loss. Levi Strauss, abbiamo Levi Strauss e Zircone. Mamma mia che lotta ragazzi, che lotta. Lotta incredibile. Mamma mia il Cube, crazy Cube. Bravissimo Veneziano, qua fa un gran doppio sorpasso, sì, questo è buono. Questo è molto buono. Ok, siamo primi. Alla fine del primo giro, ci voleva proprio. Il rettilineo chiaramente mi danno via il culo, quindi devo cercare di guadagnare terreno. Guarda che roba. Guarda che roba. È un massacro. Giro record di Veneziano, questa è una buona notizia. Sì. Staccata della vita. Staccata della vita, mi è andata anche bene, che brava. Stai calmo, Cristo santo però. Solito Cume proprio. È dura. Se con le moto più veloci ora viene già da piangere, veramente. Supporto comediano al massimo. Ho bisogno del tipico supporto comediano. Se no so cazzi. Se no so cazzi, so cazzi dai. Sono uccelli senza zucchero. Che bella però la storiella di Viera e Anelka, ragazzi, veramente. Max S è stato, cioè, penso che si sentirà l'uomo più sfortunato del mondo a non aver mai giocato con Patrick. Vabbè. Dai, come io voglio la prima vittoria in Moto2 la pretendo, onestamente. Onestamente la pretendo, però non devo fare errori. Quelli. Mamma mia, piccola scodata, e rischio per il culo. Comunque vi ringrazio tutti per il supporto. Io sto caricando video a manetta, ma proprio perché un paio di giorni a Rome dalla Comendina. Le fans sono un po' arrabbiate, quelle che amano il manubrio del Cume, ma poi mi devo dividere tra le fans e la Comendina. Ok, 1,47. Vediamo sul giro record. Fastest lap di Veneziano, vediamo se qualcuno lo batte, speriamo di no. Questa l'ho presa molto bene. Dai che stiamo marciando, molto bene. Tanto comunque Zircone supera Levi Strauss. Buono, molto, molto. Tensione altissima, c'è un caldo siberiano proprio, cioè, mi sembra la miglior definizione. Un caldo siberiano o un freddo desertico. Dai. Sento già il profumo della vittoria. Oddio, sta buono come. Sento già i tifosi inneggiare il mio nome, sento già le tifose levarsi il reggiseno
e con le tettone al vento cantare Cume, Cumele, vai Cumele. Signor, la torsida del Cume, guardate che roba! Una bandiera italiana gigantesca con scritto Cume, the best in the world. Vai Cume! Portacela a casa, Cume, portacela a casa questa vittoria che è meritatissima, è fondamentale. È la classica vittoria cumendiana. Eccola qua, eccola qua. Good job, good. Blow. Chopper! Oh yes! Grande Cume, grande, grande. Prima vittoria in Moto2, finalmente. Tra breve. Classifica torneo. Ah, quarto posto a meno 85. Siamo già a meno 85. Mamma mia. Cioè, Zircone vola, eh. Zircone vola. Dai che soldini sono tanti, dai che godo. Vai alla cerimonia del podio. Champagne. Senza dubbio è stata un'ottima giornata per lui. Oltre al prestigio della vittoria, questo piazzamento gli frutta anche 25 punti. Vai ragazzi, pole position in Olanda, pole position cumendiana e alla grande, proprio 7 decimi di vantaggio. Ho massacrato tutti in Olanda. Queste sono le tipiche sentenze di un Cumendone furioso. È chiaro che il mondiale è impossibile proprio da vincere perché veramente mai visto, cioè il confronto Kent era scarso. Zirco proprio, cioè Zircone è una roba micidiale. Una cosa che va al di là di tutto. Crazy Zirkov. Cioè, già 85 punti di vantaggio è una cosa bestiale. Posso vincere anche tutte, anche, e lui, se lui arriva sempre secondo non ho vinto praticamente. Però noi dobbiamo accumulare money. Perché se accumuliamo money andiamo in MotoGP già non con l'ultima moto, ed è questo il mio obiettivo. E poi ragazzi io voglio vincere un mondiale MotoGP a difficoltà reale con anche la fisica al massimo, proprio voglio fare il pazzone. Proprio The Crazy Kuma nella sua forma più pazzosa, anzi, mi piace di più. Imparate a fare bene nelle favorevoli, fioi. È qua che è fondamentale. Che già ho rischiato in Catalogna con il sesto posto in griglia, ho detto oh cazzo qua non vinco neanche a Catalogna che è proprio una delle più favorevoli, ho detto sono dolori perché vuol dire che vado male anche ad Asse e nelle altre invece fortunatamente sono riuscito a recuperare. E qua che ho fatto la pole ragazzi, qua che guadagno tantissimo nei confronti degli avversari. Chicane e vai. Primo giro completato dal Cumendone. Basta solo fare altri 2 giri così e arriva la seconda vittoria consecutiva e 14ª in carriera. Buono come, questa è sempre una curva fastidiosa per me. Faccio dai, già un secondo su Zircone. Zircone non è... Oh, cioè, veramente non ne sbaglia mezza, Impressionante. Impressionante. Ripeto, in confronto Clark Kent era un poverino. Sì che... Il primo mondiale l'ha vinto in Moto2 Levi Strauss, il secondo la Bat, arrabbiato. Questo io penso che lo può vincere solo Zircone, cioè se poi non fa una seconda parte disastrosa. Ma... mi sembra poco probabile, sinceramente. Mi sembra azzardato pensare che possa perdere sto mondiale Zircone. No, questa l'ho presa di merda però. Infatti, l'ho presa molto molto. Solita chicane. Chicane veramente strettissima. Poi è stato il contatto tra Marchetto Marquez e Vale Rossi. Final lap, fiori.
Tira fuori il gambino veneziano. È ancora presto per il gambino. È in MotoGP che si tirerà fuori tanto il gambino. Molto. Good game, Kuma, good game. Faccio... Buono Kuma, molto bene. Abbiamo superato bene anche questa serie di curve. E adesso voglio solo lo champagne e le zoccolone sul podio. Questo mi interessa. In questo preciso istante. No, ecco, piccola sbavatura. E adesso, ultime curve e poi sarà 14ª vittoria in carriera. Su 44 gare mi sembra. Un buon bottino. Eccolo qua signori, veneziano, è lui, la leggenda. Grande Come, e veneziano va a vincere, ha massacrato Zircone, seconda vittoria consecutiva, oh yes! Bravo Kuma. Saluta le sue zoccolone. Tra breve la regia ci porterà al parco. Siamo sempre quarti. Quindi siamo vicini al secondo. Zirco che vola, Zircone vola, Zircone vola. Ma che soldini arrivano. Raga, un saluto del comandante veneziano. Il Cume è finalmente tornato. Ciao! La sua felicità è comprensibile con questo.